Euroregione.news. Mago Anzil stupisce ancora. La Fiera dei Santi è stata inaugurata sabato 29 ottobre con Alfonso Singh, Leonardo Barberio, Piero Mauro Zanin, Mauro Bordin, i due prosindaci Emanuele Bazzo e Andrea Paravano, la vice sindaco Vanessa Vello, il sindaco di Talmassons Fabrizio Pitton, alcuni consiglieri comunali tra cui Raffaella Sialino di Fagagna e Valeria Grillo di Lestizza, alla presenza del sindaco Mario Anzil. 5 giorni da record di presenze e la chiusura spettacolare con il Festival Mondiale della Canzone Funebre. Siamo a Rivignano Teor per la Fiera dei Santi, è una festa di comunità, una festa che vede coinvolta, oltre all'amministrazione, tutte le associazioni, la ricchezza del volontariato, dell'associazionismo qui di Rivignano Teor, per contribuire a fare di questa, che è una festa plurisecolare, un momento di incontro e di speranza e di ripartenza dopo anni difficili. E in questa festa, in questa fiera, c'è il senso del mercato, c'è la possibilità di poter promuovere prodotti locali a chilometro zero, c'è l'esaltazione delle tradizioni, della nostra identità. È un momento, diciamo, goliardico e anche di spensieratezza per arrivare a un giorno, quello dei Santi e dei Morti, anche per esorcizzare un po' questa festività e per immaginare che, insomma, ecco, anche quello fa parte della vita, e quindi è un inno in qualche modo alla volontà di stare insieme, alla volontà di poter portare un contributo per la propria comunità, esaltare il nostro amato Friuli in una occasione che comunque esalta quelle che sono le tradizioni locali, ed è molto importante che questa festa ci sia anche in contrapposizione ad altre feste che vengono dai paesi anglosassoni che stanno invadendo il nostro Friuli, ma che noi dobbiamo in qualche modo far rientrare anche attraverso l'esaltazione delle nostre tradizioni, delle nostre identità, della nostra cultura, della nostra lingua, anche partendo dalla plurisecolare Fiera dei Santi di Rivignano Teor. Rivignano Teor è la festa delle feste, perché veramente non troviamo una festa così bella in tutto il Friuli, in tutta la provincia, quindi assolutamente un ringraziamento all'amministrazione e a tutti quelli che lavorano, le associazioni, perché riuscire in questi momenti, dopo 2 anni di pandemia, a riuscire a fare una festa del genere, dobbiamo fare un plauso, un ringraziamento, perché abbiamo veramente bisogno di questo. Quindi siamo qui per dare sostegno come Regione a queste belle iniziative che i nostri cittadini veramente apprezzano ed hanno bisogno. Abbiamo dei momenti veramente brutti che ci aspettano. Le bollette, una famiglia normale che pagava 300 euro di gas probabilmente si troverà a avere 800-1000 euro di gas. Non è facile riuscire a trovare i fondi. Noi come Regione faremo il possibile per dare un aiuto. Il governo nazionale ha già dato un segnale forte che farà il possibile, però effettivamente non sarà semplice per qualche mese. Fra qualche mese, quando ci saranno le misure che stiamo mettendo in atto, troveremo dei benefici, però in questo momento serve anche avere un po' di serenità e un po' di giovialità, quella che troviamo in queste situazioni. Edizione 2022 della millenaria antica Fiera dei Santi e dei Morti di Rivignano, e siamo contenti perché è una magia che da secoli si rinnova, e la nostra comunità da mesi davvero tutti lavorano perché questa magia antica possa proseguire, e quindi a chi vuole vivere un'atmosfera così suggestiva, che ha affascinato poeti e letterati da Ugo Foscolo a Ippolito Nievo, che è finita sulle pagine del prestigioso New York Times, a chi ha voglia di respirare per qualche ora questa suggestiva atmosfera, sabato 29 ottobre fino a mercoledì 2 novembre, 5 giorni di festa consecutivi in piazza Rivignano. L'inizio è stato dei migliori perché la piazza si è riempita, e buon auspicio, anche complice il caldo, per delle giornate davvero che meritano essere vissute assieme. Noi siamo qua in piazza ad aspettarvi per raccontarvi di persona le antiche storie che questa fiera sa raccontare. Da Rivignano Teor, Marco Mascioli. Euroregione.news.